Il Book Crossing è un'associazione nata nel 2001 nella zona statunitense e funziona allo spirito di liberare un libro. Ca' Fosca di Treviso libera i libri. Romanzi, saggi o biografie registrati nella Marca potranno anche solcare gli oceani, volare verso Oriente, essere letti su spiagge caraibiche o sulla panchina della metropolitana di New York. Dopo quel primo lavoro ne ho fatti tanti altri: la commessa in un negozio di scampoli, la guida turistica nei villaggi, la venditrice di oggetti improbabili. Sotto Natale mi proponevo nei negozi come incartatrice di regali. Perché qui si donano e si prendono in prestito i libri, li si legge, ripone o li si scambia. Con una public reading è stato rilanciato il Book Cycler avviato lo scorso anno, ma il campus diventa ora una free library e anche un viatico per il book crossing. Questa iniziativa poi, come dire, si può facilmente porre all'interno di tutta una serie di network che si stanno sviluppando su queste idee di book crossing o queste little free library, ed è il primo punto nel Veneto di questa rete, che però è una rete mondiale. Per questo periodo iniziale il campus terrà traccia di tutti i libri che saranno donati e che poi verranno rimessi in circolo per una rete globale che restituisce nuova vita a vecchi libri. La mentalità appunto di questo progetto è liberare il libro affinché altra gente possa leggere e condividere opinioni di altra gente al di fuori del contesto quotidiano. L'ho preso come un gioco, non sono andata neanche così male. Però partecipava anche Monica Guerritore. Lei ha vinto e io ho perso.